Eccoci qua amici telespettatori, di nuovo nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera un ragazzo praticamente che è in cerca della sua anima gemella, si chiama Gianfranco e ha 29 anni, pensate bene. Ciao Gianfranco. Ciao. Allora Gianfranco, tu praticamente sei in cerca della tua anima gemella? Sì. Innanzitutto tu di dove sei? Siciliano. Sì, lo so, di dove esattamente? Trapani. Di Trapani. Zona? Rione Palma. Rione Palma. E tu praticamente vai cercando la ragazza ideale? Sì. Che genere di donna praticamente ti potrebbe interessare a te? Una donna molto seria che mi capisce i miei bisogni e volermi bene. Quanto tempo è che sei single, Gianfranco? Ha quasi un anno. Ah, un anno completamente single. Sei Sì. stato fidanzato in passato? Sì. È sposato. Ah, sei stato sposato, quindi sei separato? Sì. Quasi. Sì. Sei praticamente... Cioè, per il momento vivi da solo? Sì. Sì. Mhm. Ascolta, hai figli pure? Due. Due figli, che stanno con la tua ex praticamente? Sì, sì. Ascoltami, cos'è che vai guardando in una donna? L'estetica, la donna in quanto è una donna molto simpatica che mi piace. Esatto, che cos'è che ti attira di più? L'aspetto fisico o il carattere? Tutte e due i sensi. Tutte e due? Sì. Cioè, ma la prima cosa praticamente che tu guardi, che ti attira, che cos'è? L'aspetto fisico? L'aspetto fisico e pure il carattere. Sì. Cioè, ma la prima cosa praticamente a colpo d'occhio, cioè ti deve piacere naturalmente, giusto? Certo, sì. Ti deve attrarre fisicamente. Sì. Dopodiché vai guardando anche il carattere. È normale. Giusto? Ascoltami, quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono quando io vengo qua in Sicilia, voglio andarmi a fare una bella passeggiata con la mia compagna, quella gemella che veramente ci piace. Ho capito. Tu praticamente che lavoro fai? Impiegato? Impiegato? Sì. Comunale? No, esercito. Ah, all'esercito. E dimmi Gianfranco, tu ami la musica? Sì, tanto. Che genere di musica ascolti? Canzone napoletana. Ti piacciono le canzoni napoletane? Sì. Il tuo cantante preferito? Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, complimenti, Sì. il cantante. Grazie. Va bene, ascoltami, tu sei automunito, sì? Sì. Abiti da solo, abbiamo detto? Sì. Attualmente sei residente a Trapani o stai fuori? In servizio sono fuori, quando sono qua in Sicilia vado ad abitare a casa mia da solo. Perfetto. Ora parliamo invece della tua anima gemella. Che età dovrebbe avere questa donna? Essendo che tu naturalmente hai 29 anni, che età la dobbiamo cercare? Partiamo da una base. Da 29 fino a 35. Cioè tu la vuoi da 29 fino a 35, più grande di te? Sì, E sì. come mai Gianfranco? Perché hanno più esperienza. Più esperienza? Sì. Cioè ti piace la donna matura praticamente? Sì, tanto. Ah. Hai delle brutte esperienze per quanto riguarda la ragazza più piccolina, sì? Sì. Quindi tu la vai cercando più grande di te? Sì. Dai 29 in poi? Sì. Fino ad arrivare a un'età di 35, anche 40? Sì, anche. Va bene Gianfranco, cosa possiamo dire oltre a questo? Oltre a questo spero che troverò veramente la donna della Ideale mia per vita. te. Sì. Va bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Gianfranco, 29 anni di Trapani, che è in cerca della sua anima gemella. Gianfranco ha un bel lavoro, è sistemato, ha la casa praticamente di proprietà, cioè la casa di proprietà? Sì, casa di proprietà. Ha la casa di proprietà, è automunito, per cui non gli manca niente, gli manca solo l'anima gemella, la ragazza della sua vita. Per cui per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Gianfranco, ripeto 29 anni di Trapani, possono farlo telefonando al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Telefonate perché Gianfranco è qui che aspetta. Per cui cosa possiamo dire Gianfranco? Posso dare quel mio recapito telefonico in quanto... Sì, ma già lo stanno vedendo. Per cui vuoi fare un saluto alle telespettatrici? Buonasera a tutti. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente anche Buonasera. Gianfranco. Gianfranco. Ciao ciao. Oh yeah.